Mario? Mario, già in piedi? Mi avevi promesso che oggi non avresti lavorato. Solo una piccola visita di controllo. 5 minuti e... Mamma, ciao, mamma! Ciao, tesoro. Lo sai, mamma, che là fuori in giardino c'è un grosso camion che scarica un sacco di mobili? Ecco cosa mi ha svegliato. Alla mattina presto i traslochi dovrebbero essere proibiti. Eh sì, hai ragione, è soltanto mezzogiorno passato. Beh, ora fammi andare che è tardi. Forza, Laura, su, lasciamo riposare la mamma. Ancora 2 minutini. E poi mi alzo. Ma che state combinando? Ma aspetta, ma dove andate? Un momento, mi state rovinando il prato, io adesso ho innaffiato. Ma che modo di camminare? Buongiorno signore. Buongiorno. Io sono Ernesto il giardiniere. Molto piacere. Onorato. Questo è... Si troverà bene qui, aria, luce, sole. Qui di fronte abita un giovane chirurgo, come si dice? Estetico, sa, di quelle che fanno i pezzi, i nasi, sì. Ma lei non ha davvero bisogno, se mi permette la libertà. È un uomo tutto casa e lavoro, una gran brava persona. Se vuole la posso aiutare dentro. La moglie poi è una bella signora, simpatica, gentile. Hanno anche una figlia, va a scuola proprio di fronte. Ma non sarà un po' troppo curioso lei? Curioso io, si figuri. Sa com'è, vivo qua tutto il giorno, anche non volendo può succedere... Di seguire attentamente tutto quello che le accade intorno. Comunque sappia che mio marito è uno sportivo e ha 2 spalle così. Oh. È un uomo gelosissimo della sua vita privata e a volte ha un brutto carattere, non gli piacciono i ficcanaso. Ha ragione, ha perfettamente ragione. Io pure sono così. Io li schifo i ficcanaso. Io mi faccio i fatti miei. Non capisco come certa gente può mettere il naso nelle questioni che non le riguardano. Io sono una tomba, mi credi? Bene, allora siamo d'accordo? Come no? Se vuole scusarmi. Prego, signore. Comunque se mi cerca basta che esce qua fuori e mi trova subito. Io sto qua come la sua ombra. Che brutto mestiere che è il mio.
Marito, moglie e 2 figli. Speriamo che non litighino come quelli che c'erano prima. Ehi, ma che fai? Issa! Ferma! Stai rompendo tutto. Se vuoi entrare basta chiederlo. Non c'è bisogno di buttare giù la porta. Questa è la mia casa, ma puoi giocare anche tu. Voi siete nuovi inquilini? Allora ci vediamo quando torno. Maria? Maria? Maria, mi raccomando, il pollo ben cotto, come piace al dottore. Ciao, mamma. Ci Ciao. mancano A questi 2 presto. demoni. Lei è un cafone maleducato e si tolga di mezzo, per favore. Ma perché s'allarmi? Sono arrivato prima io. Il posto l'ho visto prima io. Ero qui mezz'ora prima di lei. E poi i negozi stanno chiudendo. Sono in un ritardo folle e non posso lasciare l'auto in mezzo alla strada per i comodi. Chi si crede d'essere? Oh no. Dov'è? Indovina. Ciao. Scusatemi tanto, ma non sapete il traffico che c'era oggi. Ciao, mi sono dimenticata di ritirare la spesa. Sono arrivata tardi dal parrucchiere e... E il negozio dove c'era il regalo per me era già chiuso. Tutta colpa di uno stronzo che si credeva bello e che mi ha fregato il parcheggio. Ciao, bella. Lo sai, mamma, che i signori qui di fronte hanno 2 bambini. Luigi ha la mia età e Patrizia ha 5 anni. Luigi mi piace molto. Ah, Giornata c'è di molto. conquiste, eh? Monica, ho una cosa per te. Ti piace? Ora sì che sono totalmente in crisi. Che almeno anche tu non avessi fatto in tempo a ritirarmi il regalo. Vado io. Vabbè, è incredibile. Non incontrarsi per tutta la vita e poi 2 volte nello stesso giorno. Voglio controllare l'oroscopo. Questo deve essere proprio il mio giorno fortunato. Sono l'inquilino della villa di fronte. Sua figlia ha lasciato questo. Bene, arrivederci. No, questa è mia. Chi era? Questa me la mangio io. Lui, Lui chi? Oh, lui... sai, quello stronzo che mi ha fregato il parcheggio? Beh, è il nuovo inquilino della casa di fronte. Stamani mi ha fatto venire un nervoso che l'avrei picchiato. Se ti fa lo stesso effetto che suo figlio fa su di me, come ti capisco, mamma. Se vuoi giocare con me, devi giocare anche con Paola. A te ti sarà sul cavolo, a me invece no, capito? Luigi, ma come parli? Ho detto cavolo, potevo Lascia dire... andare, ho capito quello che potevi Io dire. quella la odio. Smettetela e scendi di lì tu. Io che c'entro? La colpa è di Luigi, lo sai perché? Mi obbliga a giocare per forza con la sua nuova amica. E io non voglio, scemo, sei uno scemo. Guai a voi se dite ancora una parolaccia. Questa è una casa per bene e non ammetto che si parli in questo modo. Adesso basta. Su, andate a giocare in giardino. State attenti a non sporcarvi, capito? Ci arriva ultima, cretino. Se tu stessi un pochino più in casa e seguissi i tuoi figli. Ah, siamo le solite. Quando qualcosa non va, i figli sono miei. Quando invece va tutto bene, sono tuoi. Una madre non basta a farli rigare dritti. Ci vorrebbe un padre come dico io. Che vuoi dire? Che io non sono un buon padre? E io ti castigo. Su, dammi una mano. Amore mio, tu sei come un militare. Ah. O bianco o nero. O bello o brutto. Insomma, ti manca un po' di fantasia. E va bene, d'accordo. Buttami via. Vuol dire che me ne trovo un altro. Tu provaci e ti ammazzo, capito? Ma
che fai? Ma ti sembra questo il momento? Tra poco devo andare a lavorare. Voglia di starti vicino, vieni qua. Lo chiami lavoro il tuo. Chiamalo come ti pare, ma ho il club sportivo più avviato della città e devi ringraziare il mio lavoro. No, caro, devi ringraziare i tuoi pettorali, i tuoi bicipiti e la tua abbronzatura sempre perfetta. È questo che attira le clienti. Hai capito, amore mio? Soltanto Perché questo. tu quando mi hai sposato di cosa ti sei innamorata? Te lo dico io. Attenti, bambini. Bambini, andate a giocare, vi ho detto. Io vado. Si fa Non tardi. c'è mai pace in questa casa. Ti ho preso. Dammi la bambola, la voglio regalare a Paola. No, non te la do. E dammela su. No, non te la do perché Paola è brutta e cattiva. Non è vero, invece è molto bella. No. Sì. Ecco, qui. Ciao. Giochiamo. Sì, sì. Facciamo una festa, dai. Sì. Cosa ci troverà poi in quella lì? Vabbè. Io preparo la pizza, va bene. 50 all'ora, andavo a 50 all'ora, lo giuro. Ah sì? Se avesse visto il tachimetro? Ecco, di nuovo lei. Ma perché non Ci ci credo, crede? c'è solo un piccolo particolare. Questa piazza è isola pedonale, non si può circolare. Crede che non lo sappia. Ma oggi è l'anniversario del mio matrimonio e stamattina per seguire i segnali sono arrivata al negozio che era già chiuso. Forse le dobbiamo delle scuse? Patente libretto. Non è necessario, signora, conosco i suoi dati a memoria. Vada, vada. Finisce che trovo chiuso. Anche stasera, poi a Mario che gli racconto. Quasi quasi vado a piedi, faccio prima. Accidenti, che traffico. Ehi! Ehi! Ferma, fermo là! Signora, che fa, impazzita? Altrimenti lei chiude. Beh, sono le 7 di sera, ne avrò anche il diritto. E il mio regalo allora? Per 24 ore non cambia niente, si figuri. Eh sì che cambia. Scusi, se lei fosse sposato da 8 anni con una persona di cui è follemente innamorato... No! Sì! È impossibile. Perché è impossibile? Io e mia moglie, se non me la tirano via dalle mani almeno 3 volte al giorno, anche 4, io la strangolerei con una sciarpa di seta nera. Poi le pianterei in testa 2 pallottole blindate con una Smith & Wesson calibro 28. Poi le infilерei la testa in un sacco di plastica e chiuderei bene tutto attorno con lo scotch e anche degli elastici e un po' di colla per essere sicuri per via del soffocamento. Perché con le mogli non si può mai stare tranquilli. Sono come i gatti, hanno 7 vite. Non muoiono mai, neppure se uno riesce ad ammazzarle. Sì, ha ragione. Ma sia gentile, mi prepari quel regalo almeno per domani, d'accordo? Aspetta, io faccio un favore a lei, lei ne fa uno a me. Domattina vengo un po' prima. Sì. Così io le spiego tutto con calma. Sì. Sa come penso anche di sistemare mia moglie? Io prendo il tubo del gas e glielo ticco in bocca. In bocca? In bocca. Ho capito bene? Ha detto proprio in bocca? In bocca.
puntare i calci, eh? Forza papà, passa, stappa il volo, passaggio e tiro di sinistro. No, quello è dentro, non è... Oh no. No, devi tirare di sinistro. Vieni avanti. Ole! Ma io non sono capace di sinistro. Sì, sei buonissimo invece, sei bravissimo. Vai. Mi dispiace. Però mica tanto. Adesso un po' di meno. Luigi! Vieni, Luigi! $550.000. Non le sembra eccessivo? Ma signora, erano di Enrico VIII, il grande monarca. Enrico VIII, eh? Sì, quello che ha avuto tutte quelle mogli. Sì. Pensi che le ha fatte fuori tutte. Ha fatto fuori 8 mogli, 8. Di modi strani, fantasiosi, quasi scientifici. Una mente vulcanica. Io invece, per mia moglie mi accontenterei anche di un sistema casalingo. Capisco. Tipo annegarla nella vasca da bagno con un po' di detersivo. Già, così fa anche le bollicine. Una cosa modesta. No, è magnifico, anzi, come sistema mi sembra anche economico. Beh, arrivederci, eh? Senza lei non so come avrei fatto. Eppure le avevo detto che avrei pranzato con mia moglie. E lei, nonostante ciò, è arrivata con il suo pacchettino. In 8 anni che conosco sua moglie non è mai stata puntuale. E allora ho pensato di portare qualche cosa da mangiare anche per lei. Sono per te. Monica. Ciao, dottore. Grazie, sono bellissimi. Possiamo andare? Andare dove? A colazione insieme, no? Monica, il nostro appuntamento era per l'1:30. Adesso sono le 2 e io devo operare. Va bene, d'accordo, sono in ritardo. Però oggi mi è successo di tutto. E poi guarda che per te ho anche rischiato la vita oggi col commesso del negozio. Che non ti dico. Infine i vigili mi hanno portato via la macchina. Ecco, tu dimmi se è giusto. Io l'ho lasciata in sosta vietata e come faccio sempre ci avevo scritto sopra guasta e me l'hanno portata via lo stesso. Oh, ma è proprio gente senza scrupoli. Allora ti piacciono? Sono stupendi. Grazie. Ciao, Monica. Valeva la pena aspettare. Erano di Enrico VIII, sai quello con tutte quelle mogli? Se questa si sveglia, bisogna addormentarla con una martellata in testa. Enrico VIII. Sì, però attento, non ti montare la testa, eh? Una moglie sola ti deve bastare. Mario? Che ore sono? Sono le 2 passate. Vado a prendere Paola, oggi finisce alle 2 la scuola. Ciao, amore. Ciao. Ah, guarda che prendo la tua macchina. Vai piano, mi raccomando. Cominciamo. Prossima fermata a Roma. Tu. Il treno ha terminato la sua corsa. I signori passeggeri sono pregati di scendere. Paola, basta adesso. Sono 2 ore che mi fai stare qui in questa assurda posizione. Dai, fermi il treno, prendilo. Ecco, mettiamo tutto in ordine e andiamo a fare i compiti, vuoi? Va bene, mamma. Sai, sono molto preoccupata. Per domani devo fare un tema e un problema. Papà a che ora torna dal lavoro? Dai, su. Stavolta il problema te lo fai da sola. Papà ha 2 operazioni oggi. Ma come hai fatto a incastrarmi così? Sai cosa facciamo? Per il tema ti do una mano io. D'accordo? Va bene così? Sei contenta? Dai, forza. Prendi adesso questa roba, dai, su. Attenta però alla bambola, eh? Attenta a non pestarla. Così da brava. Ernesto, che fa? Signora. Legge la posta? No, guardo le cartoline e io non so leggere, come faccio? Gliele stavo portando a casa. Chi arriva ultimo perde. Oh, signora, lei conosce la sua vicina? Venga qua. La moglie del dottore. Come sta? I nostri bambini hanno fatto amicizia prima di noi. Già. Ah, non vi conoscete? No. Eppure io ero convinto di sì, perché la signora conosce suo marito, quello che ieri vi ha portato il pullover della bambina. Sì, certo che lo conosco. Lo dicevo io. Lo sa che è uno sportivo, è stato campione di nuoto. 100 metri, stile libero, è vero signora? Beh, sono lieta di averla come vicina. Mi scusi, ma i bambini mi aspettano. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno, Ernesto. Buongiorno signora. Ha visto che bella signora, eh? Il marito ha una bellissima piscina grande. Perché non ci va?
Cerchi di fare crescere questa siepe, Sì, subito, signora, subito. Ora ci sono i nuovi inquilini. Ecco. Grazie. Perché non me lo dice anche adesso che sono un cafone e un maleducato? Guardi, io non pensavo... Che saremmo stati vicini di casa? Io ne sono felicissimo. A presto allora. Che cos'hai? Sei agitata? Fa caldo. Oggi l'ho incontrato. Chi? Non fingere di non aver capito. Ah, quello bello e strafottente, il nostro vicino di casa. Sai, l'altro giorno l'ho incrociato rientrando. Sul fatto che sia bello, non posso darti torto. E se ti dicessi che mi piace? Questo l'avevo capito. Che mi piace sul serio. È vero? Allora è una cosa grave. Da quando ci siamo sposati non ti è mai piaciuto nessuno, mi pare. Questo lo dici tu? Me ne sono piaciuti tanti, invece. Gente che incontravo per la strada, nei negozi. Senti. Ma sì. Mica soltanto voi uomini, quando incontrate una donna che vi piace, potete spogliarla col pensiero. Però questa volta il problema è grave. Lui non perde occasioni per mettermi in imbarazzo ed io come una stronza ci casco regolarmente. Come mi guarda, svengo. Mario, parlo sul serio. Lo vedi quel buco là? Ecco, lui era lì che mi guardava, io ero nuda sul letto, stavo a letto. E mi fa, mica mi dispiace. Io lo vedo e mi copro. E lui continua. Era molto meglio prima. E resta lì a fissarmi con quella faccia da schiaffi che... E allora le possibilità sono due. O non ti fai guardare o svieni. Io sarei per la prima. E come faccio? Ce ne andremo via. Scappiamo. Andiamo in un posto lontano dove non ci raggiungerà mai e potremo rifarci... No, io solletico no. Potremo rifarci una vita insieme, no? Pace. Piacerebbe anche a me buttarla a sorridere. Ma non ci riesco. Monica, ascoltami. Non c'è niente di male in quello che ti sta capitando. Anche perché non è colpa tua. Se vieni attratta da un altro uomo, certo tutto questo può comportare dei problemi, perché noi ci amiamo e si finisce inevitabilmente per soffrire. Siamo sposati da 8 anni. Prova a moltiplicare 365 per 8. Sai quante notti sono? 2920. Vedi, 2920 notti fa, tu mi hai detto sì davanti a un prete. Non posso pretendere che da allora io per te rappresenti sempre l'essere più bello, più intelligente, più appagante. Mario, ti amo. Dalle 9 del mattino alle 10 di sera. Beh, è meglio che le venga. Buongiorno. Sì, naturalmente. Certo. Ampie le bracciate. Ampie e contemporaneamente il battito delle gambe. Dritta con le gambe. Morbidi i movimenti, morbidi. Ecco, andiamo già. Prosegua così. Ma perché mi tratta così male, Giorgio? Lei con le altre invece è tanto gentile, le segue, scende in acqua con loro. È già molto brava, signora. Le rimane ancora poco da imparare. Ah, com'è carino. Grazie. Altre 2 vasche e poi può anche riposarsi. Grazie,
Giorgio. Un minuto e sono da voi. Niente male, questa nuova cliente. Giorgio? Giorgio? Giorgio, mi dia un consiglio per nascondere queste brutte venacce. Provi a mettersi un paio di pantaloni. Ah, lei scherza sempre. No, quell'attrezzo non fa per lei, signore. Lei ha già 2 gambe stupende. Chi le ha dato l'indirizzo del mio club? Alba, io non sapevo che fossi tu. Sai com'è il mio lavoro. Le clienti vanno accontentate. E poi i complimenti alle donne fanno sempre piacere. Specie se rivolti a una donna che non pensi sia tua moglie e invece lo è. Stavo accompagnando i bambini al giardino zoologico. Patrizia ha insistito per venire a salutarti e eccoci qua. Brava. Avete fatto benissimo. Patrizia, Luigi e papà. Ah, Papà! Patrizia. Giovanotto. Andiamo, su. Bene, Andiamo cosa al fate? giardino zoologico? Bravi. Andiamo Sì. adesso, subito? Ciao. Su. Ciao, Giovanotto. Andiamo, papà. Vediamo dopo, ciao. Allora, vediamo un po' di ricapitolare. Lavanderia, fatto. Golfino di Paola, ritirato. La spesa ordinata, il telefono pagato e cos'altro mi rimane da fare. Dunque. Shh. C'era una cosa che mi aveva chiesto Ernesto e non ricordo più. Ah, ecco, i bulbi per il giardino e gli anticrittocramici per il prato inglese. Ecco, andiamo. Ciao. Non pensavo che saresti addirittura venuta a cercarmi. Tu, lei qui? Non ti preoccupare, dammi pure del tu. Tanto ormai siamo amici, no? Non hai fretta, vero? Si accomodi pure, eh? Ma non hai detto che ci davamo del tu? Desidero chiarire che anzitutto io non ho detto niente. E poi non sono venuta qui per lei, ma stavo semplicemente controllando la spesa che ho fatto. Scusi, ma lei va sempre in giro vestito così o soltanto i giorni feriali? Ma come? Non lo sai che lavoro qui? Al piano terra di quel palazzo c'è la mia piscina, ti ho visto dalla finestra. Mi sono infilato un accappatoio in fretta e sono venuto a salutarti. Temevo che te ne andassi. Sei nervosa? No, non sono affatto nervosa, come dice lei. Io invece sì. Ti sembrerà ridicolo. Ma devo confessarti che io invece quando sono con te, forse perché mi piaci troppo, o perché ho paura di sbagliare. Come adesso? È piacevole il tuo lavoro? Qualche volta direi di no. E tu? Come lo passi il tempo? Io vado in giro. Ci sono 1000 cose da fare, da vedere. Ecco. Ho capito. Praticamente ti annoi. Si vede? Però c'è una cosa che mi piace moltissimo. Andare al cinema. Bene, una di queste sere ci andiamo insieme. Anzi, facciamo domani sera. Ritieniti prenotata. Ah, guarda che per andare al cinema noi due dobbiamo essere d'accordo in 3. Che cosa hai detto? In 3. Certo, io, te e mio marito. Non faccio mai niente se non è d'accordo anche lui. Accidenti, si è rotto l'avvolgibile. Ernesto, ma che fa lì?
Immagino che possa darmi una spiegazione plausibile. Sì, è suo marito che mi ha detto di controllare per vedere se c'è qualche vetro rotto. Ah, e vuole spiegarmi perché con tutte le finestre che ci sono, proprio questa è quella che sta controllando. Gesù, perché si vede meglio, sono più trasparenti. No, che sto dicendo? Perché sono quelle che si aprono di più e si consumano più facilmente. Ernesto, guardi che il vetro rotto è nell'altra villa. Sì, subito, quando tolgo il piede da questa disgraziata. Che brutto mestiere che è il mio. Sì. Ah, sì, grazie. Ciao, amore. È per lei? Infatti sono qua, sì. Già, mio marito vuol sapere della siepe divisoria, non cresce mai? Pronto? Pronto? Dottore, sì. Sono io. Come? Non si sente bene? Maria? Sì. Come? Maria? Per la siepe. Quando Ernesto ha finito, mi porti il telefono, per favore. Subito, signore. I bambini sono dei diavoli in questo giardino, stanno... Ogni momento si mettono a giocare alla guerra. Sì, lo so. La signora, serve Un il momento, sto telefono. parlando col dottore. Tienimi la pompa. Ma io come devo fare con sta vecchia cavaliere? Quello mi perseguita, quello si è innamorato di me. Ma chi? Ma guarda, ma io la schifo. Ernesto, ma che stupidaggini va dicendo? Va bene, ci penso io, sì. Finito? Suo marito mi ha fatto una cazziata, dice che io non innaffio. Io mi sono fatto una doccia per innaffiare. Se la siepe rimane secca, che ci posso fare? Guardi, Ernesto, che mio marito ha ragione. Lei sta sempre da quel lato là. Ma perché quello è il lato debole, camera da letto e bagno. È il lato che ha bisogno di cura e di attenzione. Ah, guardi chi sta venendo, signore, guardi là, guardi. Sportivo! La signora sta qua, venga. La prima stanza a sinistra entrando, sa come? Facci come se stesse a casa sua. Il marito non c'è. Ciao. Devo avvisare che faccio tardi a un appuntamento. Il telefono non me l'hanno ancora allacciato. Uso il tuo. Ma guarda questo. Mi può portare una cucina? No, la cucina non l'abbiamo. No, mi fatti qualche pasticcino. Come vado veloce? Oggi la cucina è chiusa, quindi non possiamo fare niente dopo. Allora, un cioppino di frutta, me lo può portare? Ernesto, se vuole ascoltare meglio, perché non entra? No, si sente bene qua, grazie. No, volevo dire che già sono d'accordo su tutto con vostro marito, Ernesto. Ma è una volta che si può ascoltare una cosa in pace. Finito di telefonare? Ma io non dovevo telefonare. Ah, Sono venuto per invitarti a colazione. Allora? Si potrebbe aspettare, non so, che noto. lei lo sa? No, non so nulla. Perché creare problemi? È logico, no? E anche più comodo. Sarà logico per te? Per me non è onesto. Buongiorno, mi chiama il dottore? Ciao Mario. No, niente di grave. Qui da me c'è Giorgio. È venuto per fare una telefonata. In realtà era una scusa, voleva invitarmi a colazione. Ma che dici? Sei impazzita? Perché gliel'hai detto? Passamelo. Pronto, dottore? Guardi che sua moglie sta scherzando. E perché dovrebbe scherzare? L'ha invitata o no a colazione? Sì, è vero, ma io intendevo invitarla a colazione con lei, logicamente. Non giochi con me, Giorgio. Ma abitiamo di fronte, abbiamo rapporti di buon vicinato. Non è il caso di pensare... Ma io non penso nulla, stia tranquillo. Vuole ripassarmi mia moglie? Sì, certo, gliela passo. Arrivederla, dottore. Vuole parlare con te. Sì, Mario. Se hai dei problemi sai dove trovarmi. Ti abbraccio, amore. Ciao, amore. Buon lavoro. Un bacio.
È incredibile. Io non ti capisco, ma come si può agire in questo modo? Come dovrei agire? Dicendo bugie? Grazie a Dio non ho questa abitudine. Guarda, Monica, che io non sto scherzando con te. Tu mi piaci, dico sul serio. E allora se sei così onesta, così limpida e così sincera, devi esserlo anche con me. Certamente. Lo sarò anche con te. Allora ascoltami, sai cosa penso? Che tu non hai nessuna voglia di farmi girare all'arco. Solo che ti piacciono i tempi lunghi. Le pause, le occhiate da una finestra all'altra, mentre ti annoi a morte qua dentro. È vero, ho pensato a tutte queste cose. Alle occhiate da una finestra all'altra, agli incontri casuali con buongiorno e buonasera. Ho pensato anche che mi piaci. Però se vuoi che sia un bel gioco, niente bugie, niente sotterfugi. Maledetti selvaggi! Levatemi! Ciao, papà! Pronto? Controllano le ricche pedonali! Hanno investito una bambola! Correte, presto! È stata colpa loro! Ma dove andate? Venite qua! Aspetta! Sono 10 giorni che ci siamo trasferiti qua e ancora non mi hai detto dove vuoi che metta il tavolo da ping pong. Vabbè, dove vuoi? Anche in giardino. Ma che hai? Sei di cattivo umore? C'è qualcosa che non va? No, stavo pensando che forse dovrò uscire. Ma come? Proprio stasera? C'è l'ultima puntata del Giallo alla televisione. Non avrai mica un appuntamento con una donna, eh? Ma cosa ti viene in mente, amore mio? A volte dici delle frasi senza senso. Certo dovremmo fare una festa. Sì, una data importante per noi due. Prepareremo una bellissima torta con tante candeline e la scritta benvenuti. Mamma! Ciao Luigi. Sempre dietro. Le starà sempre dietro. Ho una grandissima novità da raccontarti, mamma. Io e Luigi abbiamo deciso di fidanzarci. Per ora ci dobbiamo accontentare di un alloggio di fortuna. Ma più avanti, quando Luigi lavorerà, potremo farci una casa molto più accogliente. E i mobili saranno il mio regalo per l'avvenimento. Sì, però io non voglio fare sempre la cameriera. Giusto, Patrizia, ribellati. Beh, ragazzi, arrivederci. E non lasciate Patrizia sempre sola. Ma se non faccio la cameriera non mi fanno giocare. Come le ho già detto l'altra volta, dottore, mi piacerebbe un asino piccolo, all'insù. Allora ha proprio deciso. È sicura di volersi operare? Sì, credo che a mio marito non sia mai piaciuta. Vorrei toglierla per fargli una sorpresa. Ah, suo marito non sa nulla di questa decisione. Da quanto tempo è sposata? Da 10 anni. Scusi, ma non le sembra un po' tardi per cambiare? Può darsi che a suo marito piaccia proprio quel piccolo difetto. Si ricordi che si amano più i difetti delle persone che i loro pregi. Però se avessi un bel nasino, sarei certa di piacergli di più. Insomma, è decisa. Sì, certo, dottore. Però se le devo dire la verità, sono un po' preoccupata. E di che? No, può stare tranquilla. L'operazione non è assolutamente difficile. E inoltre ci vorrà pochissimo tempo. Dottore, sono nelle sue mani. Signorina, pronti per l'operazione. Può accompagnare la signora. E faccia preparare la sala operatoria. D'accordo, dottore, vengo subito. Oh, buongiorno, signora. Come sta? Può avvertire mio marito che Sì, sono prego, qui? può entrare. Adesso il dottore è lì. Buongiorno. Si accomodi. Grazie. Arrivederci. Monica, che è successo? Come mai qui? Mario, tu mi devi aiutare. Ti devo aiutare a fare cosa? Non mi vuoi dire? A fare l'amore con Giorgio. Ti sembrerà incredibile, ma per fare questo io ho bisogno che tu mi prenda per mano. Che ti accompagni da lui e magari che gli chieda di trattarti con ogni riguardo. Non lo so che cosa mi ha preso. Vedi, posso soltanto dirti che ora mi accorgo di avere sempre avuto la curiosità di fare l'amore con un altro uomo. Non me ne avevi mai parlato.
perché prima non lo sapevo. Adesso ho incontrato lui e lo so. La classica burrasca. Giorgio mi ha rovesciato addosso un qualcosa che io devo affrontare. Non voglio chiudere porte e finestre. Ah, insomma, se ho capito bene, tu da me vuoi una specie di polizza d'assicurazione sul matrimonio. Così, qualsiasi colpo prendiamo, il danno sarà risarcito. E tutto torna come prima. Ma io ti amo. Tu sei il mio uomo. Non posso fare niente senza il tuo consenso. Non mi passa neanche per la testa di fare una cosa di questo genere, se tu non mi dici che sei d'accordo. Dopo 2920 notti può capitare di saltarne qualcuna. Io stesso ti ho già parlato di questo. E per quanto non lo si voglia dire, penso che prima o poi succeda a tutti. Anche se la maggior parte dei nostri amici sposati lo nega e lo fa di nascosto. Dottore, la sala operatoria è pronta. Buon lavoro, amore. Vai a casa? Penso di no. Ho voglia di andare a un cinema. Mario, non farmi lo scherzo di lasciarmi solo proprio adesso, eh? Ok, è tutto pronto. Possiamo cominciare. Quando vuole, dottore. Mario, ma questo intervento è una sciocchezza. Ne hai fatti almeno altri 1000 e più complicati. Certo. Bene, che aspettiamo? Spegni. Buonasera. Buonasera a lei, signora. Nel prossimo paese non sarete più sceriffo. Sei finito. Sicuro? Ormai non ci scappi più. Ehi, gente, ho un candelotto di dinamite. Che dite, è falsa? Paura? Bambino, levati, è meglio!
vedere nessuno. Tu esci per prima e mi aspetti nella tua auto. Poi esco io e tu mi segui. Amore, che fortuna incontrarti qui. Alba, ma che fai a quest'ora in giro? Pensa, un amichetto di Patrizia ha fatto una festicciola e io ci ho accompagnati i bambini. Ah. Abbiamo 3 ore tutte per noi. Beh, non ci capita mai di essere liberi per tutta la sera. Possiamo stare tranquilli. Sì, i bambini sono in buone mani, una bella fortuna, dobbiamo approfittarne. È una fortuna, una vera fortuna. Sai, il rappresentante di Saune abita proprio qui Senti, sotto. me lo fai un regalo? Portami al cinema, dai, è proprio Ma come al cinema? Su, ti prego. Adesso? Sì, danno un western. Lo sai che io divento pazza per gli western. Sì, lo so, ma... È rilassante, è divertente. Dai, pigrone. Alba, Su, ma... dai, forza, vai a fare i biglietti. 2 biglietti. Lo rivede, le deve essere piaciuto, signore. Questa occasione non ce la possiamo mica perdere. No, no. Vieni. Ok, accendo. Eccomi, dottore. Nessun problema, Alfredo, vero? Sì, stai tranquillo. Pressione normale. Se tu mi aiuti, io parlo. Va bene, ti aiuto. Perché quasi? Allora come posso dirti? Quello mi è arrivato alle spalle. Io stavo tranquillamente a vedermi il film. A un certo punto, bang!
mi sono trovata la sua mano sulla coscia. Non voglio dire che la cosa non mi piaceva, però era imbarazzante. Mi capisci? Certo, posso immaginarlo. In realtà la situazione si prestava. Il cinema, il buio, insomma, un insieme di cose per cui tutto era giusto. Esatto, tutto era giusto. E ci si è messo pure il pubblico. Tu pensa. Non c'era nessuno, 8 persone in tutto e la porta in fondo alla sala chiusa. Lui che bello è bello, e su questo non ci sono dubbi, credo. Poi mi toccava, mi pastrognava. A questo punto che cosa dovevo fare? Mi sono data da fare anch'io. Mica potevo rimanere ferma come un imbecille, non trovi? Non fa una piega. E così non era neanche un minuto che ormai ci stavo, che Giorgio mi guarda con quella faccia da schiaffi e mi dice: andiamocene via di qua, non resisto più, ti prego, andiamocene. Capisci? Non resisto più, andiamocene. Tu che cosa avresti fatto? Dai, rispondi, che cosa avresti fatto al posto mio? Semplicissimo, no? Sarei stato curioso di sapere che cosa mi avrebbe offerto di tanto importante e ci sarei andato. Allora ho fatto bene, perché proprio così ho fatto io. Poi lui ha progettato un meccanismo per uscire dal cinema senza essere visti, da eventuali amici o conoscenti, che ne so. Io mi sono infilata in macchina, ma quando è uscito lui è arrivata sua moglie che me l'ha portato via da sotto al naso. Ecco perché quasi. Non ti racconto che faccia ha fatto perché non è possibile. Non si può dire che siete stati molto fortunati. Comunque non ti preoccupare. Da quello che mi hai raccontato la cosa è solo rimandata. Da quanto tempo non andavamo al cinema insieme? Ti ringrazio, Giorgio. E di che? Non è certo colpa mia. I bambini non si possono lasciare soli. Beh, ma qualche volta potremmo far venire mia madre. Così saremo più liberi. Sì, avremmo diritto a qualche svago. Ma ho sempre 3000 cose da fare. Sai, quando la sera non rientri mi prende un'angoscia. Penso che stai con qualche donna, che non mi ami più. Intendiamoci, a me piace stare in casa. Ci sono sempre tante cose da fare, da sbrigare. Eppure mi succede di aspettare il tuo ritorno, di volerti qui vicino a me come una volta. Ma che guardi? Ti interessano i nostri vicini? Ho l'impressione che quella donna ti piace, è vero? Sei pazza. Giuralo. Amore mio. Te lo giuro. Insomma, Patrizia, adesso esageri. La figlia non la vuoi fare, la cameriera neppure. Fai almeno il vescovo, no? Io il vescovo non lo voglio fare perché non voglio che voi due vi sposiate. E invece sì, io e Paolo abbiamo deciso di sposarci e lo faremo. E poi mica ti abbiamo chiesto di fare il prete. Con il drappo rosso sei un vescovo, capito? Un vescovo. Non esistono vescovi donne. Ma insomma, si può sapere perché non ci vuoi sposare? A te cosa interessa? Perché poi quando siete marito e moglie comincerete a litigare da mattina a sera e io che faccia la cameriera o la figlia ci sarò sempre in mezzo. Ma chi ti dice che litigheremo? Guardate là. Il lavoro sopra ogni cosa, su questo non voglio discutere. Se mi devo assentare da casa, non credere che la cosa mi faccia piacere. Quando devi dirmi che la sera non torni, evita di dirmelo quando hai in mano qualcosa di fragile. Mi potrebbe cadere tutto. La sostituzione delle saune, non posso più rimandarla. Quelle vecchie sono diventate dei frigo. Lo so, ma prendi l'appuntamento in un altro momento. La sera i bambini vanno a letto e se tu non sei in casa io mi sento sola, triste. D'accordo. Però se non riesco a rimandare, non prendertela. Signora, la vogliono al telefono. Grazie. Pronto? Va bene questa sera alle 8? Diciamo al Gianicolo. Ti aspetto. E dai, smettila.
Qui tutti si fanno visitare. È possibile che solo lei non ne abbia mai bisogno? Che dice, dottore? Quando il gatto non è in paese, i sorci ballano. Pronto? Buongiorno, vorrei parlare con il dottore, è urgente. Mi dispiace, signora, ma il dottore non è in clinica. Il dottore non c'è, ma le è capitata la fortuna di parlare con il suo alter ego. Immagino che lei sia giovane e graziosa, ma con un neo in più. Alfredo, sono Monica. Possibile che per sentirti utile debba fare lo stronzo almeno una volta al giorno? Devo assolutamente parlare con Mario. Dai, rintraccialo, cercalo, fai quello che vuoi, ma fammi parlare con lui, prima delle 7 di questa sera. Tuo marito credo sia irreperibile. Aveva un consulto non so dove e non so a che ora torna. È probabile che oggi non venga neanche in clinica. Ha disdetto tutti gli appuntamenti. Forse non hai capito bene. Se non mi trovi Mario entro 2 ore e succede qualcosa, la colpa è tua. È possibile che quando manca il dottore in questa clinica si ferma tutto. Rintracciatelo entro 5 minuti. Capito? 5 minuti. Pronto, Mario? E tu mi telefoni per dirmi che non hai rintracciato Mario. Alfredo, questo lo so, altrimenti mi avrebbe chiamato. Ti prego, Alfredo, trovalo. Dove mi stai portando? Non ti fidi? È una sorpresa. Tranquilla. Che cosa ti succede? Sei già pentita di essere qui? No, è che mi sembra di essere una ladra. Non sono riuscita ad avvisare Mario. Non ti preoccupare. Ci fermiamo in un bar e gli telefoni. E puoi dire, che ne so, che sei della sarda. E che fai tardi. Non hai capito. Non hai capito niente. Sarebbe questo il tuo scannatoio? Se fosse come dici non mi permetterei mai di portarti qui. Lo sai, Monica. Prima poteva essere un gioco, adesso invece. Questa mansarda l'ho affittata stamattina.
che tranne noi due non c'entrerà nessuno. Ti amo. Tu non mi credi, vero? Guarda, manca ancora la luce. Le pareti sono sporche, il pavimento da sistemare e non c'è neppure un mobile. Sei sempre la più bella. Ciao. Io credo di doverti una spiegazione, sai, ieri ti ho cercato disperatamente. Scusa, che hai detto? Ho detto che sei uno stronzo. Tu mi avevi promesso che non sparivi, che ti avrei sempre trovato, che non mi lasciavi sola. Sai, Alfredo mi ha detto che mi cercavi. Io ho capito subito di che cosa si trattava e ho pensato che non era né il caso né il momento di intervenire. Ho preferito lasciarti decidere da solo. Volevi dirmi che quel famoso quasi l'hai cancellato dalla frase? Se mi lasci sola è un guaio. Ti ho già detto che con Giorgio non capisco più niente. Poi come faccio a spiegarti? Semplicissimo. Siediti. Solo un momento. Aspettami qui. Aspettami qui. Torno subito. Amore, mi senti? Ora sei sola. Puoi dire quello che vuoi. Sei incredibile, Mario. Come? Sei incredibile! Allora, devi confessarmi qualcosa? Sì, prima quella più importante. Cioè, che ti amo da impazzire, che lui è bello e che mi piace avere questa avventura. Sai che non vuole più mollarmi? Stasera che fai? Posso invitarti a cena o sei impegnata con il tuo amante? In realtà sarei prenotata, avrei un impegno con lui. Vuole che visiti la sua piscina. Però, se insisti... Devo insistere? Ma certo che devi insistere. Sei o non sei mio marito? Se è così, come marito ti ordino di non vedere il tuo amante e di comportarti come una signora per bene uscendo a cena con il tuo legittimo consorte. È un ordine e come tale va eseguito. Accordato, accordato, accordato! Sono le 6, si chiude. Ho proprio l'impressione che il nostro Giorgio abbia trovato qualcuna capace di fargli girare la testa. Stavo solo controllando che non mi portassero via la macchina. Signor, ma è vero che ha fatto mettere il videocitofono? Chissà come viene bene in televisione suo marito. Ma perché non ha fatto il cinema, dico io, perché? Mio marito le deve essere proprio simpatico. No, signora cara, io parlo di lei, non di suo marito. Se mi permette, lei è veramente una bella donna, per quel poco che me ne intendo io. Mi scusi, il telefono. Ah, finalmente ve l'hanno allacciato il telefono. Così vostro marito ha finito di disturbare la signora di fronte. Sta sempre di fronte a telefonare. Pronto? Sì, sono io. Sì? Grazie. Una cazzo di giocattoli. Sì. Ciao Giorgio, dimmi. Ti desidera? Ciao, cara. Volevo avvisarti che questa sera non torno a casa. Sai quel rappresentante di sauna? Deve vedermi urgentemente. I soliti impegni noiosi di lavoro. E d'altronde che devo fare? Queste cose vanno curate. Alba, mi senti? Ho detto che stasera non posso tornare a casa. Alba! Alba! Ho un impegno di lavoro che non posso assolutamente rimandare. Sì, ho capito. Ho capito, ciao. Ho fatto 11 giri, ne faccio 12. Dai, adesso Ma come, signore, ho sentito bene. Ma come suo marito non viene a cena?
Con tutto quello che lei si è dato da fare per preparare l'arrosto, le patatine al forno. Sente, e quello non vive. Ah, mamma mia. Ha del lavoro da sbrigare. No, io dicevo per tutta quella roba che si butta, è un peccato. Perché non invitate il dottore di fronte? Quello sta sempre solo. La moglie è la seconda sera che se ne esce. A me piace la televisione, poi preferisco rimanere sola la sera. Giorgio? Mi dispiace per ieri. Ho detto che mi dispiace per ieri sera. Non sento niente. Dove sei? Al bar, sotto la tua piscina. Dove? Sì, qui nella piazza. Ma dove sei? Sono al bar, qui sotto. Possibile che non mi senti? Giorgio? Giorgio, rispondi. Pronto? Non sento più un tubo. Sei incantato? Monica, ieri tu hai aspettato fino alle 2 di notte. Mi devi una pallina, eh? Hai capito quello che ti ho detto? Sono venuta a chiederti scusa. Ma ieri mi è capitato un uomo talmente affascinante che quando mi ha stretto d'assedio non ho potuto dire di no. Non mentire con me. Ti ho visto rientrare con tuo marito. Infatti, l'uomo di cui ti ho parlato è Mario. Monica, io ti amo. Non devi più scherzare con me. Ti amo e voglio fare l'amore con te. Ma dico, hai visto che ore sono? È mattino presto, sai. Non mi sembra il caso. Vieni con me. Ma no! Ti ho detto vieni con me. Ma che fai? Ho la macchina in sosta vietata. Su. E poi è aperta, Dai. ho dentro tutto, la borsa, i soldi. Buongiorno. Dai. Hai visto che foca? Chissà quando capiterà anche a noi. Su, entra. Ma come, signora mia, con tanti posti che ci stanno andate a fare l'amore proprio nella cabina? Ma che cabina? Ma come che cabina? La cabina sulla piscina, là, La piscina. Il signore mi aveva detto di andare a prendere il denaro per il vetro rotto. Ma forse non era lei. Però suo marito era senz'altro. Che dico, io non ho visto niente. Io mi faccio i fatti miei, per l'amor di Dio. Io non sono un pettegolo. Io non sono andato neppure alla piscina. Comunque di spalle, che ne so io. Un cestino di frutta me lo può portare? No, perché oggi i negozi sono chiusi e non possiamo comprare. Ciao. Come va? No, non gliela dizione, ma ce l'avevo. Ho parlato con Ernesto. Che ne vuole stavolta quello sciocco? È una settimana che gli dico di aggiustare il vetro. Chi c'era con te oggi in piscina? Decine di clienti, chi altro? Ti prego, Giorgio, non mi mentire. C'era anche lei con te. Ernesto vi ha visti in una cabina. Ma lei chi? Come puoi pensare a una cosa simile? Di mattina, nel posto dove lavoro e dove tutti mi conoscono, ma è assurdo. Insomma, cosa vuoi da me? Io lavoro e porto a casa il denaro necessario per farvi vivere bene. Siamo stimati da tutti. E tu pensi solo a farmi scenate di gelosia. Giorgio, noi dovremmo essere una cosa sola. E invece siamo due estranei.
Nient'altro che due estranei. Ma come credi che vivano gli altri? Siamo tutti uguali. Rispettiamo la morale corrente e laviamo i panni sporchi in casa. Beh, io della tua morale mi sono stufata. Di quello che dicono gli altri me ne frego. È una vita che vivo pensando agli altri. E il risultato qual è? Che vivo male. Io sono una donna giovane, bella. Guardami. Copriti. Lo sai quanti vorrebbero venire a letto con me? Ma che fai? Sei pazza? Ci sono i bambini. Smettila. Tu sai solo comandare e mentire. Alba, tesoro, io ti amo. Siamo sposati da 8 anni. No, tu non ami nessuno. Sai soltanto pensare a te stesso. Perché dovrei stare con te se non ti amassi? Nessuno mi obbliga. Sono libero di fare ciò che voglio. Perché ti faccio comodo, ecco perché. Tu vuoi una famiglia per bene, stimata da tutti, rispettata, come dici tu. E io sono l'immagine sputata di una moglie e di una madre esemplare e imbecille, però molto per bene. Ecco quello che vuoi. Vuoi sentirti per bene. Io mi sono sacrificata per anni. Non ho amici. Non conosco altri uomini che te per dare alla gente l'immagine di una famiglia seria e onesta. Finiscila. Ora basta, Alba, calmati. Stai dicendo cose senza senso. Riprenderemo questo discorso quando sarai più serena. Forse potrò essere più serena, ma non più stupida. Non ti voglio vedere mai più. La signora è un po' nervosa oggi. Ma che fai? Mi menate! Ma che brutto mestiere che è il mio. Buongiorno, signore. Il tavolo è libero. Vuole accomodarsi? Viene anche il dottore? Qualunque cosa ti dica, sappi che ti amo e che sei l'unica persona al mondo che amo. Dalla premessa la cosa è senz'altro grave. Io e Giorgio abbiamo rifatto l'amore. Lui è completamente impazzito. Pensa che è perfino geloso di te. C'è da ridere, non trovi? Non so cosa mi sta succedendo, anzi, lo so. Forse non lo so, insomma, Mario. Sono confusa. Quell'uomo ha su di me una forza che non riesco più a controllare. Mi piacerebbe provare a vivere qualche giorno con lui. Siamo in piena burrasca. Credo che sia la cosa migliore per capire esattamente cosa significa per me questo rapporto. Già, poi le burrasche passano e si riparano i danni. So che quello che ti chiedo ti fa molto male. Se fosse successa a me una cosa simile, sarei stato io, Monica, a fare del male a te. Il rischio è che tu vada per una strada senza pensare a quello che ti lasci dietro. Mario, non mollarmi proprio adesso, Alla base di tutto c'è che io non voglio perdere quello che ho. Te. Se c'è questo pericolo lascio tutto. Ti guardo.
E aspetto che tu mi dica se mi vuoi ancora. Ce la fai a fermarti? Posso. Ma voglio provare. Allora, ti piace l'arredamento per la tua casa? È super eccezionale. Credi che io e Luigi non ci lasceremo mai più, mamma? Ogni cosa è bella al momento in cui la stai vivendo, ma ogni cosa può finire. Voglio arredare subito la mia casa, così domani Luigi avrà una bella sorpresa. Aspetta, Paola, ti devo parlare. Non vedi che sto preparando le valigie? Dove vai? Starai via molto? Ora ascolta. La mamma sta vivendo una favola bellissima e non sa quanto può durare, ma noi ci vedremo tutti i giorni. E le notti? Ma è proprio la notte che si sogna. E le favole sono sogni. Mamma, c'è la maga cattiva nella tua favola? Finora non è ancora saltata fuori, ma temo che da un momento all'altro. E c'è anche il principe azzurro? Ma come, Paola? Tu l'hai mai sentito una favola senza principe azzurro? Io mai. Ciao, mamma. Ti telefono domani. Vai, corri. E quello chi è? È un regalo per te. Ti farà compagnia quando non ci sono. Benvenuta nella nostra casa. Saremo felici qui, vedrai. Beh, ora non ti spaventare. Ho solo avuto il tempo di sistemare il pavimento, il bagno e di dipingere le pareti. Ti ricordi com'era ridotta quando siamo venuti la prima volta? Non sembra più quella, vero? Come si chiama? Beh, se vuoi lo possiamo chiamare Moquette. Ti piace? Che strano. Ha un occhio diverso dall'altro. Sto trattando anche le 2 camere qui a fianco. Poi l'arrederemo e ci... Va bene così, non voglio nient'altro. Ma vuoi scherzare, amore mio? Ci vorrà un divano, dei tavoli, delle poltrone, una bella cucina. Basta quello che c'è. Un letto per fare l'amore, una finestra perché entri il sole e una porta per uscire. Paola come sta? Bene. A casa da una settimana, ma Paola mi ha detto che la vede. Ah, sei quella che si è rifatta il naso per piacere di più al marito? Ora mi tormenta tutti i giorni con i suoi problemi familiari. Il marito l'ha lasciata. Io ho commesso l'errore di starla a sentire la prima volta. L'unico errore che hai fatto è di aver permesso a tua moglie di andarsene. Alfredo, talvolta capita quando si vive insieme che quello che uno dei due vuole non coincide con quello che vuole l'altra e allora ci si trova di fronte a una scelta. E tu hai deciso di lasciarla libera. Ma qui si tratta di un altro uomo. No, secondo me la causa vera non è mai un altro uomo, credimi. Monica con me è stata sempre sincera, me ne ha sempre parlato. No, invece io credo che una donna, ogni tanto, per sentirsi libera,
abbia bisogno di evadere. Ma tu mi hai detto che per quell'uomo sente un'attrazione irresistibile e che è incapace di reagire. Per questo non gliene faccio una colpa. Niente. Cominciamo bene. Se ogni volta che ti chiedo cos'hai tu dici niente, è meglio che la chiudiamo qui. Il mio papà è da parecchi giorni che non torna a casa. E dove è andato? Mamma dice che è fuori per lavoro, ma per me è andato via con un'altra donna. La mia mamma invece non viene a casa perché sta vivendo una bellissima favola, però la vedo tutti i giorni e mi ha anche detto che un giorno me la racconterà. Coraggio, Luigi, vedrai che tutto si sistemerà. Non essere triste, ci sono qua io. Pensi mai a tua moglie? Io amo te. Per questo ho lasciato Alba. Tu non hai lasciato tua moglie per me, ma più semplicemente perché non l'amavi. Giorgio, tu sbagli a volere cambiare la tua vita, perché io non voglio cambiare la mia. Sì, è vero, c'è un qualche cosa che mi tiene inchiodata qui, e tu lo sai. Ma nello stesso tempo sento tutta la fragilità del nostro rapporto. Ma se tu da me rifiuti tutto, sono 7 giorni che vivi chiusa qua dentro. Ti ho portato dei vestiti e continuo a usare le mie camicie. Voglio arredare questa casa e non mi permetti neppure di comprare un piatto. Perché non torni da tuo marito? Vai! Perché a dormire con te, a svegliarmi con te, a fare l'amore con te, non so rinunciare. Ti devi spegnere con te. Tu sei bravo! Bravo Luigi! Auguri. Grazie. Alba, Senti Luigi, posso darti un bacino? Scusa, ma non ho il coraggio. E io taglio la torta. Allora, Alba, come vanno le cose? Non è cambiato nulla in questi 15 giorni che manchi da casa. Eri un estraneo quando vivevi qui e un estraneo rimani ora che non ci sei più. Però c'è una cosa... Il denaro per la casa te l'ho fatta avere. Il mio dovere l'ho fatto. Hai uno strano concetto del dovere. Tu non esisti più per me, ma per loro sì. Sei il padre, hanno bisogno di te, delle tue attenzioni. Quello che devo fare lo capisco da solo. E poi ricordati che in questa casa, sia che ci sia che non ci sia, chi comanda sono io. E non accetto che qualcuno mi dica quello che devo e che non devo fare, perché sono io che lavoro, sono io che vi mantengo tutti. Tu non hai un cervello, ragioni soltanto con il cavallo dei pantaloni. Voi fate troppo rumore, adesso vi caccio via. Stai zitta. Allora, bambini, allegri. Oggi è giorno di festa. Dunque, cantiamo tutti insieme. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Luigi, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Luigi, tanti auguri a Buongiorno, prego. Buongiorno. Senta, dottore, lei... Nel giardino la presa dell'acqua è guasta e si inonda sempre tutto. Lei capisce che così non si può andare avanti. Non si può.
Per quanto dicano che io sia un buon chirurgo, non saprei proprio come fare per migliorarla. Il prato si inzuppa d'acqua e finirà per marcire. Lei sa di Giorgio e di sua moglie? Sì. Monica mi ha detto tutto fino dal primo giorno. Però non credo che la cosa sia molto importante. Non è importante? Beh, ma come sarebbe non è importante? Lei lo sa quello che fanno. Fanno l'amore. Solo l'amore. Ma questa è pura follia. Lei lo sa. Allora è d'accordo. Sono d'accordo perché lo so. Altrimenti non lo sarei. Non le è mai capitato di desiderare qualcuno che non fosse suo marito? Che è successo tra suo marito e Monica? Già, ma lui ha fatto tutto di nascosto. Mi ha mentito continuamente. Mi ha trattato come una deficiente. Mi ha voltato le spalle all'improvviso. E poi chissà quante volte è successo in passato. No, non è possibile. Per me è un estraneo. Un uomo che non mi è mai appartenuto. In questo caso ha ragione lei. Se due persone che vivono insieme non si parlano, anche se è difficile dirsi tutto, restano due sconosciuti. Nulla di grave, Esther. Volevo solo parlare con mio marito. No, lasci stare. Se non è in clinica non è il caso che lo cerchi. Non c'è nulla di urgente. Lo richiamerò. Arrivederci. Ciao. Sono passato da casa. Era il compleanno di Luigi. Ho avuto una sensazione strana, quasi di essere in più. Cos'è successo? Come un ospite qualunque intervenuto alla festa. Paola mi ha detto che è sempre più innamorata di tuo figlio. Ho di nuovo litigato con Alba. È una situazione insostenibile. Mi tratta con odio, quasi con un senso di fastidio. Non capisco, non le faccio mancare niente. Giorgio, tu con tua moglie hai sbagliato tutto. Dovevi essere onesto e sincero sin dall'inizio. Forse avrebbe capito. Come ha fatto Mario con me. Non è possibile che tutto quello che fa Mario è giusto. Non lo sopporto più. Ma non capisci che quell'angelo, quel santo, quel grand'uomo di tuo marito se ne frega di te. Altrimenti non si comporterebbe così. Se ne frega di te. Ficatela in testa. Non ti permettere mai più di parlare in questo modo di Mario. Non si può vivere una vita raccontando palle su palle. Bisogna avere il coraggio delle proprie azioni, hai capito? Il coraggio! Calmati, per favore, calmati. Io ti amo. Voglio che tu vada a prendere la tua roba. E voglio arredare questa casa. Voglio vivere in un modo normale. Dove vai? Al lavoro, in piscina. Aspetta, ti accompagno. Sapevo di trovare
qualcosa? Ti ho chiesto come stai. Bene. Bene, sto bene, grazie. Mi fa piacere. Ero preoccupata per te. Perché? Sono abbastanza grande per farcela da solo. Solo? Cosa vuoi dire? Penso che forse vedi qualcuno, qualche amico. Sì, sì, certo. Una donna. Sì. Chi? Non la conosci? Hai un'altra donna. Con Giorgio, tutto bene? Sono felice che tu sia passata a salutarmi. Avevo voglia di vederti. Vabbè, ora vado. Ah, porta male. Fai come me, buttalo dietro la schiena. Dove sei stata? Sono le 10 di sera. Ti ho chiesto dove sei stata, rispondi! Prima mi fai entrare, poi abbassi la voce e poi ti rispondo. Sono stata a casa mia. Mentre tornavo ho visto l'auto di Mario davanti al ristorante e mi sono fermata a salutarlo. Lo immaginavo. E che ragioni avevi per vedere ancora tuo marito? Perché non dovrei vederlo? Cosa avete fatto? Cosa vi siete detti? Cosa gli hai detto di me e di te? Gli ho detto che stiamo bene insieme e che sono felice. E lui cosa ha detto? Mi ha detto che ha un'altra donna e che sta molto bene con lei. Sì, figuriamoci. Non aspetta altro che torni da lui. Dice così per ingelosirti, ti ha mentito. Ma come sarebbe? Sei geloso di lui. Semmai dovrebbe esserlo lui di te. Avete fatto l'amore, vero? Dimmelo. Non dire sciocchezze. È vero che ci penso spesso a lui. E anche stasera quando l'ho visto ho sentito una cosa qui. Però sono tornata da te. Sì, lo so che vuoi me. Ma non riesci a rinunciare a lui. E io non sopporto che pensi sempre a tuo marito. Sento che fai continui paragoni fra me e lui. Anche adesso so cosa pensi. Che sto sbagliando. Che lui non si comporterebbe così. Giurami che non lo vedrai più. Mai più. Giorgio, te lo dico per l'ultima volta. Se mi chiedi questo, non mi vedi più. Oggi ho passato con te una giornata bellissima. Questo disegno è la casa dove mi immagino tu viva la tua favola. Hai visto? C'è il fiume, i prati e tanti tanti fiori.
Sorpresa? Bello, vero? Ti piace? Ma cosa hai combinato? Io non volevo tutto questo. Ma è la nostra casa. La tua casa. Giorgio, io una casa ce l'ho già. Ciao Mario. Ciao. Cos'hai? Sei nudo? Sì. Ho passato una serata allucinante. Pensa, mi è piombata in casa a mezzanotte quella della gobba sul naso e ha parlato per 3 ore di fila delle sue disavventure. Per liberarmene ho dovuto fingere d'addormentarmi. Non ci hai fatto certo una bella figura. Appunto, tu che sei sempre così disponibile, non potresti trovare la maniera per liberarmene? Se si fosse rivolto a me invece che a te, a quest'ora avrebbe già risolto tutti i suoi problemi. No, lascia. La prossima volta fammi un fischio e ci penso io a toglierti da quelli che tu chiami impicci. Pronto? Mi scusi, c'è il dottore? Sono io. Buongiorno, sono Giorgio. Ah, è lei? Mi scusi, volevo sapere se Monica è da lei. No, perché? Perché quando mi sono svegliato non c'era. Beh, avrà avuto voglia di stare un po' sola. Ma non è preoccupato? No, anche lei dovrebbe conoscerla ormai. Monica fa sempre quello che ha voglia di fare. Stia tranquillo, si farà viva presto. Non te l'ho mai detto, Mario, ma ti avevo dato perdente. Mamma, che fai qui? Già, che cosa faccio qui? Hai dormito nella mia casa? Non te lo ricordi, Paola? Te l'avevo detto che stavo vivendo una favola. Adesso è finita e mi sono risvegliata qui. Corro a dirlo a Luigi, perché lui non ci crede alle favole. Sì. Ciao. Ciao, Monica. Se lei è venuto a abitare da te, io me ne vado. Anche tu devi sentirti libero come lo sono stata io. Lei chi? La donna di cui mi hai parlato al ristorante, non ti ricordi? E che stanotte stava qui, con te. Come vedi, non mi ricordo nemmeno le bugie che racconto. È una sciocchezza che mi ha fatto dire Alfredo. Vuoi dire che non hai nessuno? È vero. Amo una donna. Ma questa donna sei tu. Ti amo. Ti ho sempre amato. Ti ho sempre amato infinitamente.
Tieni, ti restituisco la chiave della tua casa, ma ricordati che ti amerò per tutta la vita. Non dire così. Tanto lo sai che non è vero. Allora, capito? Questi vanno in via dell'Accademia al numero 35 e gli altri al paese di mia moglie. A presto, Luigi. A presto, papà. Luigi, sei pronto? Oh, accidenti, ma che hai fatto? Sei tutto sporco. È possibile che non riesci a star pulito neanche un momento? Forza, su, che la nonna ci aspetta. Ma perché dalla nonna, signore? Non ci vuole ripensare un momento? Cosa vuole che sia con tutto quello che capita oggigiorno? Suo marito in fondo è tornato a casa. La ringrazio di tutto, Ernesto. E mi dispiace andarmene, soprattutto per i bambini. Le volevano molto bene. Grazie. Ciao. Che peccato, che peccato. Quelli se ne vanno veramente. E se qui viene ad abitare una vecchia, a chi spia? A chi spia? Quanto è difficile questo maledetto mestiere schifoso. Buongiorno, Monica. Finalmente ti sei svegliata. Sono 24 ore che dormi. Non farla cadere più.